Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Tutto da rifare per il processo sull'omicidio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia di Petilia Policastro nel Crotonese, giustiziata e sciolta nell'acido. A Campobasso è stato infatti azzerato alla prima udienza il procedimento nei confronti di Carlo Cosco, quarantenne convivente della donna, accusato della sua uccisione. In particolare i giudici hanno annullato il decreto che disponeva il giudizio immediato per Cosco. Attimi di tensione all'inizio dell'udienza perché l'uomo non voleva essere ripreso dalle telecamere e dai fotoreporter. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si sta occupando del caso Reggio, in collaborazione con la magistratura per l'accertamento di eventuali connessioni. È quanto ha sostenuto Massimo D'Alema, presidente del Copasir. In particolare, sotto la lente del Comitato, i 3 episodi che hanno interessato quest'anno i giudici reggini. Lo stesso D'Alema poi ha sottolineato come nella vicenda di Reggio Calabria c'è qualcosa di inquietante con rischio di inquinamento. Formazione e sicurezza, è questo il tema dell'incontro promosso da Confcommercio di Catanzaro ed a cui ha partecipato il questore Vincenzo Roca. L'incontro alla presenza delle sigle di categorie del sistema Rete Imprese per l'Italia. Il questore ha sottolineato che il coraggio individuale non è sufficiente, ma è la partecipazione collettiva che può fare la differenza. Il lavoro svolto sulla sicurezza di prossimità con i poliziotti di quartiere è servito per migliorare la percezione della sicurezza del cittadino, ma non per questo la criminalità è diminuita. È stata inaugurata la nuova guardia medica a Papanice, quartiere paese di Crotone. I nuovi locali, più ampi e ristrutturati, sono stati battezzati dal commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale Rocco Nostro. La nuova sede nel piano terra di un edificio in via Pietà, che ospita anche la scuola media del 7° circolo, è dotata di maggiori comfort e ospita anche un presidio amministrativo con l'ufficio distrettuale di cure primarie. È un passo importante per questo popoloso rione. Palazzo Foti è stata la sede della presentazione di un progetto di ricerca per tipicizzare e valorizzare anche la patata aspromontana, un primo passo verso il marchio di qualità, obiettivo della provincia di Reggio Calabria in collaborazione con l'Università Mediterranea. La ricerca ha come obiettivi l'individuazione dei coltivatori e delle aziende e la loro messa in rete, ed è stata finanziata in questa prima fase di indagine con 20.000 euro per garantire alla patata aspromontana la stessa tutela riservata alla patata silana. In occasione dell'8ª edizione Salone del Gusto, la prestigiosa rassegna dedicata al cibo sostenibile e alle eccellenze enogastronomiche, l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria è stata presente insieme a 15 aziende del territorio. Il bilancio della manifestazione, positivo, è stato tracciato ieri alle ore 11 presso la sala biblioteca del Palazzo Istituzionale dell'Ente, dal presidente Giuseppe Morabito e dall'assessore alle attività produttive Antonio Scali. Nell'occasione sono stati consegnati premi alle aziende che hanno rappresentato con i loro prodotti il territorio reggino. Presso la Casa delle Culture della provincia di Catanzaro, alle 18 si è svolto il secondo incontro del progetto Universus. Il tema della serata è stato suggestivo non solo per i cultori della filosofia, emozioni e ragione nella persona umana. Nell'occasione i relatori Benedetto Caroleo, dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, e Don Gesualdo De Luca dell'Istituto Teologico San Pio X e Vittorio Scerbo dell'Università Magna Grecia hanno riflettuto sul principio della persona, cogliendolo nel suo divenire. Ieri il Teatro Cilea di Reggio ha ospitato il secondo appuntamento con Music Live I Giovani per i Giovani, un progetto formativo e innovativo con l'obiettivo di creare produttivi scambi culturali e incentivare i giovani talenti alla musica. Ad esibirsi sul palco davanti ai piccoli allievi delle scuole cittadine di Reggio è stata l'ensemble del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila. Una nota particolare è stata rappresentata dal brano 6 aprile per non dimenticare, scritta all'indomani del terremoto che colpì l'Aquila il 6 aprile 2009. L'amministratore unico del Catanzaro Calcio, Antonio Aiello, ieri nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato di voler ritirare la squadra dal campionato perché non ci sono più le condizioni per andare avanti. Aiello ha dichiarato di aver già indetto un'assemblea dei soci per la prossima settimana per mettere in liquidazione la società e c'è il rischio serio che la squadra domenica non parta per Brindisi.